dell'adunata nazionale degli alpini, aspettando la sfilata di domani e la presenza del capo dello Stato Mattarella, ci sarà anche il governatore Zaia che oggi saluta le penne nere. Siete i nostri leoni. Antenne 3 TV con gli alpini, stasera alle 21:15 il ring targato penne nere con ospiti e collegamenti da Trento, domani alle 9 la diretta della sfilata. 3 persone ferite questa mattina in una rissa scoppiata nelle immediate vicinanze della sala bingo in via Pepe a Mestre con 2 giovani in rianimazione, l'aggressore sarebbe un uomo di colore, indagini della polizia. I 2 albanesi feriti nella rissa hanno trovato riparo al parco di via Mestre Nere dove il degrado regna sovrano, i residenti intimano all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza. È scaduto il termine di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno. Nel Veneziano si vota in 4 comuni, 18 complessivamente i candidati a sindaco. Il Movimento 5 Stelle non certifica la lista dei candidati a Martellago, dove alle elezioni del 4 marzo ha conquistato il 33%. Dietro a questa mossa ci sarebbe il patto di non belligeranza con la Lega per formare il nuovo governo. Per lo sport il basket con la prima serie dei quarti di finale del campionato di massima serie, gli Orogranata di De Raffaele scenderanno sul parquet del Taglierso contro Cremona. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, quindi in primo piano gli alpini, ora a Trento dove nonostante il maltempo si vivono con gioia le ore di vigilia della grande sfilata che chiuderà la 91esima adunata nazionale degli alpini. Numerosa la pattuglia di penne nere partita dal veneziano. L'atmosfera è quella di sempre in puro stile alpino, Trento invasa dalle penne nere, un tripudio di colori, di suoni e di canti capaci di scaldare e commuovere perfino i cuori meno sensibili. Immagini girate da Cipriano Bortolato, capogruppo dell'ANA di Milano, che abbiamo raggiunto telefonicamente. È sempre una festa e noi ce la stiamo passando, un po' soffriamo perché il tempo non è dei migliori, ogni tanto viene giù un po' di pioggia, però non è questo che ci può fermare, insomma. Oggi vigilia della giornata clou della 91esima adunata nazionale degli alpini che si concluderà con la grande sfilata per le vie di Trento. Ci prepariamo per la parte cruciale della festa questa sera e poi per la parte più istituzionale domani mattina quando sfileremo. Domani mattina Venezia sfilerà nel tardo pomeriggio. Questo pomeriggio le ultime cerimonie istituzionali con il saluto del sindaco di Trento, del presidente nazionale ANA, tutte le autorità, il consiglio direttivo nazionale e i presidenti di sezione ANA. Stasera i concerti di cori e fanfare saranno il sottofondo della notte di attesa. Domani dalle 9 lo sfilamento delle formazioni che culminerà con il passaggio davanti al palco delle autorità in Piazza Dante. Un saluto agli amici alpini e come dico io, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. La mia totale solidarietà e sempre avanti, guardare avanti, come diciamo noi, il leone non si preoccupa mai delle pecore, per cui i nostri leoni sono gli alpini. Siamo alla cronaca, 3 persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito ad una violenta rissa scoppiata in via Pepe a Mestre nelle vicinanze della sala bingo. 2 di queste sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Gli investigatori della polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Il bilancio è fortunatamente meno tragico di quanto le prime sommarie notizie della mattinata hanno lasciato intendere, ma i contorni della violenta rissa scoppiata nell'immediata vicinanza della sala bingo Venezia in via Pepe a Mestre restano tuttora sconosciuti e inquietanti. 3 le persone ferite, 2 di queste si trovano ricoverate all'ospedale dell'Angelo nel reparto di chirurgia toracica. Entrambi coetanei, poco più che ventenni, di nazionalità albanese, hanno denunciato di essere stati aggrediti da un uomo di colore che li ha feriti con un coltello alla schiena e al torace. I medici si sono riservati la prognosi, ma fortunatamente i 2 giovani non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo ferito è un buttafuori della sala bingo che è intervenuto per sedare la lite e che nella colluttazione è stato raggiunto al braccio da un fendente che gli ha provocato una lieve lacerazione al braccio. L'episodio è accaduto attorno alle 6 di questa mattina e ha fatto convergere in zona le pattuglie della volante. Dapprima è stato soccorso il buttafuori, successivamente al 113 è arrivata la richiesta d'aiuto dei 2 giovani albanesi che avevano trovato riparo al parco di via Mestre
Mestriner. Lì 2 ragazzi sono stati raggiunti dalle ambulanze del 118 che li hanno caricati e trasportati d'urgenza al pronto soccorso. Per tutta la mattinata la polizia con i suoi reparti specializzati ha raccolto elementi utili alle indagini. Fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza della sala bingo che i responsabili hanno immediatamente messo a disposizione degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l'accertamento delle responsabilità. E l'area verde di via Mestriner, dove sono stati ritrovati sanguinanti 2 dei 3 protagonisti della rissa al bingo di via Pepe, da tempo oggetto delle proteste dei residenti che oggi intimano all'amministrazione comunale di intervenire con rigore. Qui vengono, si ubriacano, molti vengono mezzi drogati, poi vanno a nascondersi o a dormire dietro lì, avete visto che ci sono tutti quei cespugli, ecco, quelli la loro camera da letto, il loro gabinetto e tutto. Il parchetto di via Mestriner è un'area che potrebbe avere il suo fascino e la sua importanza per la sua posizione logistica, invece questo piccolo polmone verde tra gli altri palazzoni che si affacciano su Corso del Popolo è totalmente abbandonato a se stesso. A conferma che la teoria dei vetri rotti non è campata per aria, anche qui il degrado chiama altro degrado e i residenti sono arrivati al culmine dell'esasperazione. Questo è quello che abbiamo a mettere, ma cosa voglio? Che facciamo la rivoluzione? Faremo anche la rivoluzione, ma veramente la facciamo, andiamo a farla come si devono fare, come la gente di una volta ci aveva insegnato a fare le vere rivoluzioni, perché fin tanto che non metti su quadro i loro uffici, ecco, e non gli scaraventi fuori le cose, devono avere paura della cittadinanza. Inutile dire che la protesta dei residenti nei condomini di via Mestriner è nota agli uffici dell'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, racconta questo residente, che per evitare ritorsioni ci ha chiesto di non essere ripreso in volto, durante il servizio di raccolta dei rifiuti non sono mancate le sorprese. L'altro giorno hanno tirato su 22 siringhe con cui si è iniettati, l'ira di Dio. L'accesso all'area sarebbe limitato nelle ore notturne da questo cancello facile da scavalcare, esattamente come quello che conduce all'area di sosta condominiale dei palazzi di Corso del Popolo. Tutto inutile perché la situazione è davvero fuori controllo. Questa mattina, mentre eravamo impegnati a realizzare questo servizio, dai cespugli del parco eletti a giaciglio di fortuna è sbucato un individuo che si è avvicinato con intento poco amichevole al nostro cameraman. L'uomo ha intimato al collega di consegnargli la telecamera e, vista la mala parata, abbiamo chiesto l'intervento della polizia. Fortunatamente la situazione è rientrata nel perimetro di civiltà grazie agli agenti che hanno redarguito il personaggio già noto alle forze dell'ordine. Ed ora siamo alle elezioni amministrative, ufficiale l'elenco dei candidati sindaci e delle liste che li sostengono nei 4 comuni del Veneziano al voto del 10 giugno. Sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. 4 i comuni al voto nella città metropolitana, di cui 2 sopra i 15.000 abitanti, San Donà di Piave e Martellago. Niente ballottaggi invece a Pianiga e San Stino di Livenza. Partita a 5 a San Donà, dove il sindaco uscente Andrea Cereser si ricandida col sostegno del Partito Democratico e di 3 liste civiche. A sfidarla un centrodestra diviso. Francesca Pilla ha raccolto le liste di Lega, Noi con l'Italia e Fratelli d'Italia insieme a 2 civiche, mentre Forza Italia, Francesca Zaccariotto e altre 2 liste sostengono Oliviero Leo. I 5 Stelle hanno candidato Angelo Parrotta, Liberi e Uguali Francesco Maino. 6 candidati a Martellago, dove Monica Barbiero ci riprova con PD e 2 civiche. Se la dovrà vedere con il candidato ufficiale del centrodestra Andrea Saccarola, sostenuto da Lega, Forza Italia e altre 2 liste, e con l'outsider della stessa area Alessio Boscolo. A sinistra Rifondazione e Comunisti Italiani hanno formato insieme una lista a sostegno di Virginio Castellaro, mentre i dissidi interni hanno impedito all'annunciato candidato dei 5 Stelle Davide Daronche di presentarsi. Diversi militanti grillini della prima ora sosterranno la civica dell'ex consigliere pentastellato Andrea Marchiori. C'è poi la novità Andrea Zago, candidatosi all'ultimo minuto con una lista di professionisti locali. A Pianiga sfida a 3 fra Federico Calzavara del centrodestra, Michele Zanetti dei 5 Stelle e Massimo Mescalchin di Pianiga 2023, civica vicina al Partito Democratico. A San Stino il PD conferma l'uscente Matteo Cappelletto, che se la vedrà con l'ex assessore provinciale leghista Giuseppe Canali, con Dino Sutto di Forza Italia e Fratelli d'Italia e col grillino Gabriele Missio.
Colpo di scena a Martellago, dove i dissidi interni hanno portato al ritiro del candidato sindaco a 5 Stelle e della sua lista, ma molti storici militanti della prima ora correranno comunque ore con una civica a sostegno dell'ex consigliere grillino Andrea Marchiori. Gli annunci dei giorni scorsi, spazzati via dal terremoto dell'ultimo minuto. Il giorno della scadenza della presentazione delle liste, 6 nomi su 15 hanno deciso di ritirare la propria candidatura dalle file dei 5 Stelle, rendendo nulla la raccolta firme a sostegno di quello che fino a ieri era il candidato sindaco del movimento a Martellago, Davide Daronche. Laconico il commento del diretto interessato, che imputa l'accaduto a divergenze su come gestire la campagna elettorale nel comune. Ma il sospetto è che le ultime scelte del partito a livello nazionale abbiano avuto il loro peso, contribuendo a esacerbare gli animi. Quello di Daronca era un nome imposto dall'alto, al di fuori di un processo di democrazia partecipata, sostiene Andrea Marchiori, consigliere comunale uscente a 5 Stelle e ora candidato sindaco con una sua lista civica, anche se formalmente ancora iscritto al movimento. Nel movimento negli ultimi tempi sicuramente sono emerse due correnti. La discriminante secondo me è semplicemente sta in una frase: il fine giustifica i mezzi, e bisogna capire fino a che punto il fine giustifica i mezzi. Una volta che ci si mette d'accordo su questo, automaticamente si è scelto anche da che parte stare, in quale movimento stare e come condurre le proprie battaglie. Oltre ai 2 consiglieri pentastellati uscenti, della civica di Marchiori fanno parte alcuni storici militanti grillini della prima ora. Avevamo anche scritto a Beppe Grillo per chiedergli di poter utilizzare il vecchio simbolo, racconta con una punta di provocazione, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. La nostra lista si chiama Movimento Civico e già il nome pensiamo che dia dei segnali chiari su quelle che sono le nostre intenzioni. Cioè, noi siamo ex consiglieri del Movimento 5 Stelle, pensiamo di portare avanti ancora i valori del primo movimento, però questo lo vogliamo trasferire su base civica, quindi con un'attenzione particolare al nostro territorio, ed è per questo per esempio che nel nostro simbolo ci sono 3 stelle, non più 5, una per ogni paese, proprio a indicare che la nostra attenzione principale sarà alla nostra terra. Lasciamo la politica, la rabbia per una morte che si poteva evitare è tanta, questo è il commento del sindaco di Meolo mentre proseguono le indagini dopo che una famiglia ha perso la vita nella solfatara di Pozzuoli. Mentre salgono a 6 gli indagati per la tragedia avvenuta nella solfatara di Pozzuoli, in cui hanno perso la vita lo scorso settembre il piccolo Lorenzo e i genitori Massimiliano Carrera e Tiziana Zaramella, emerge un dato inquietante che, se dovesse essere confermato in sede processuale, lascerebbe tutti attoniti. Dopo una consulenza tecnica chiesta dai magistrati, infatti, sembrerebbe che le buche del sito siano state coperte dalla terra. Non è stata una fatalità, insomma, perché poteva essere benissimo evitata, e quindi c'è una grande amarezza rispetto a questo, non saprei come definirla, insomma un grande dolore, perché avrebbero potuto essere delle persone che avrebbero potuto dare tanto ancora, avrebbero potuto avere una vita piena, e invece sono state delle vite completamente spezzate. A distanza di mesi la rabbia è tanta per una morte che si poteva evitare, commenta il sindaco del paese dove vivevano le 3 vittime e dove il figlio sopravvissuto invece non abita più, essendo stato preso in custodia dagli zii paterni. Aliprandi però vuole togliersi un sassolino dalla scarpa. Questa è una cosa che mi tengo dentro, che mi hanno fatto notare tante persone, poi al momento ho lasciato perdere perché non era il momento giusto, però adesso mi ritorna in mente, ecco, adesso le dico quale pensiero, cioè subito a caldo ci sono stati tantissimi commenti rispetto a quello che era successo, ma ci sono stati anche dei commenti cattivi rispetto a questo, nel senso che vedevo in internet, ci sono state tante persone, tanti, ecco, posso definirli leoni della tastiera, che hanno commentato rispetto al fatto che questi genitori non sanno tenere i loro bambini, i bambini vanno, non sanno rispettare le regole, guarda cosa fanno, cioè, e questo, ecco, questo mi ha dato una profonda rabbia quando ho visto tutti questi commenti di persone che non sapevano assolutamente quali fossero state le dinamiche. Molto probabilmente il figlio rimasto in vita sarà ascoltato nuovamente, dal momento che ha visto morire davanti ai suoi occhi la mamma, il papà e il fratellino. Quando, dopo la tragedia, ha ricordato ciò che aveva visto, gli inquirenti non sono riusciti a trattenere le lacrime.
Un borsone con 45.000 euro dimenticato sull'autobus. 2 commercianti cinesi sono stati molto fortunati. Per il conducente del mezzo CTV, che l'altro pomeriggio a Spinea ha notato il borsone pieno zeppo di contanti, a fine corsa l'ha consegnato alla polizia locale. Quando venerdì mattina a Marghera 2 commercianti si sono presentati alla polizia per denunciare la scomparsa del borsone, ci è voluto poco per collegare i 2 episodi e, fatte le opportune verifiche, tutto è stato restituito ai legittimi proprietari. Ora, se ci saranno i presupposti, l'intero incartamento dell'operazione potrebbe essere trasmesso alla Guardia di Finanza per ulteriori verifiche. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo allo sport con il calcio, brutta sconfitta per il Venezia, travolto 5-1 dalla Cremonese in piena lotta a salvezza, un successo più sofferto di quanto non dica il punteggio arrivato nei minuti finali. Il Venezia, infatti, dopo essere andato in svantaggio dopo soli 2 minuti nel finale di tempo, è riuscito a pareggiare con Litteri su rigore. Nella ripresa però la Cremonese è tornata in vantaggio su rigore per fallo di Perulli su Di Modolo. Dal dischetto il gol è stato di Piccolo. A questo punto il Venezia si è sbilanciato in avanti subendo il contropiede della Cremonese. A chiudere virtualmente il match è stato un bellissimo sinistro ad incrociare di Pesce. Con il Venezia ormai sulle gambe ne ha approfittato prima Arini e poi Macek con un'azione personale molto bella per il definitivo 5-1, facendo esplodere i quasi 10.000 cremonesi sugli spalti. Ed ora siamo al basket e per l'Umana Reyer i playoff iniziano affrontando Cremona e l'analisi di coach De Raffaele. Da domenica inizierà quasi un piccolo campionato a parte con partite molto ravvicinate e quindi la gestione anche delle energie sia fisiche che mentali diventerà molto importante. Noi affrontiamo una squadra che meritatamente ha conquistato questi playoff, una squadra che comunque è una squadra lunga, composta da 11 giocatori effettivi, una squadra che gioca un basket molto aperto, fatto di tanto contropiede, fatto di tante situazioni di 1 contro 1, una squadra che ha talento nei singoli giocatori. È naturale che i Diner, conosciamo tutti i Diner, conosciamo tutti Johnson Odom, ma dico, mi verrebbe da dire anche Sims e Martin forse una delle rivelazioni di questo campionato, una squadra, ripeto, che verrà sicuramente con grande entusiasmo, senza aver niente da perdere. Playoff al via e per la prima serie dei quarti di finale gli Oro Granata giocheranno contro Cremona. Sarà importante molto l'impatto sulla partita, sul fatto di giocare una partita certamente fisica, perché Cremona è squadra molto atletica in tanti dei suoi giocatori, l'ha dimostrato anche in Coppa Italia a Firenze, e credo che sarà molto importante continuare a giocare la nostra pallacanestro, e quindi nel cercare sia di controllare i rimbalzi e soprattutto col fatto di essere in casa di non cercare di snaturarci il più possibile. Dolo ospita la seconda edizione di una famosa competizione di pattinaggio artistico. Vediamo. L'aspetto più bello del pattinaggio è la sua artisticità, chiamiamola così, è l'unione tra attività agonistica, quindi l'aspetto tecnico della performance, assieme a quella artistica in cui c'è interpretazione e la coreografia, quindi bisogna dare un senso alla musica, bisogna interpretarla e raccontare una storia. Ed è proprio l'aria fiabesca che si respira in questo fine settimana nel Palasport di Dolo, che ospita giovani e giovanissimi pattinatori provenienti da 7 nazioni diverse. L'inline in sé come artistico è nato già un po' di anni fa e in Italia si sta affermando proprio in questi anni con la nostra squadra, che è una delle più grandi di tutta Italia. Ho preso parte anch'io, sono campione europeo in carica e vice campione mondiale e ho pattinato oggi lo short program.
I pattinatori e le pattinatrici si cimentano in spettacolari coreografie davanti alla giuria che poi deciderà i vincitori nelle varie categorie. A guidarli una grande passione. Io mi impegno e spero di diventare brava, dopo si vedrà. Anche se soltanto si ha la curiosità di provare, perché provare non costa niente e poi comunque la passione pian piano se la fa, cioè una persona se la fa, quindi per me è meglio provare per capire se poi quello potrebbe essere una porta per altri grandissimi portoni, cioè potrebbe essere una grande occasione. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo questa sera a Ring Tutti Alpini, una puntata speciale dedicata alla Dunata nazionale a partire dalle 21:15, collegamenti in diretta con Trento e ospiti come Giancarlo Gentilini, Maurizio Paniz, Tony Zanata del gruppo Alpini Treviso Salsa Reginato, Maurizio Venturin, presidente nazionale Alpini Paracadutisti, Venturino Cagnato sempre del gruppo Alpini di Treviso. E prima di chiudere vi ricordo anche domani la nostra diretta alle ore 9, la diretta della nostra emittente sullo sfilamento delle penne nere che chiuderà la 91esima edizione della Dunata nazionale degli Alpini. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità, specie sui settori alpini e prealpini. Qualche spazio soleggiato in più sulle aree costiere. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 25 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti sarà molto instabile con rovesci e temporali diffusi un po' ovunque sulla nostra regione, ma alternati comunque a qualche pausa più asciutta e soleggiata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, valori massimi piuttosto gradevoli tra 23 e 26 gradi circa. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di maltempo diffuso con piogge e fenomeni temporaleschi un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Concludiamo infine con le temperature. Le minime si attesteranno intorno ai 13 gradi. I valori massimi saranno invece compresi tra 21 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.